Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una piccola slash del vostro maledetto veneziano. Oggi vorrei parlare di una tematica un po' particolare, dei mendicanti, degli scrocconi e degli approfittatori del web nel campo esoterico. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social in cui stiamo lanciando o rilanciando il gruppo Radionica, Radiostesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo già a più di 1400 e se non sei ancora iscritto su Face puoi raggiungerci. I link sono sotto qui in descrizione. Per un consulto privato a pagamento 20 euro, il numero di telefono su Telegram è questo qua. In più vi ricordo anche che abbiamo un sito di internet che è praticamente uno dei più battuti a livello italiano di radionica radiestesia. Ci sono anche degli ebook di magia gratuiti e i link sono sempre qui sotto in descrizione dove ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro maledetto ha donato all'umanità a più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti e radiestesici con tanto di istruzione. Chiaramente abbiamo anche uno shop dove si possono acquistare dei prodotti del Degaramento veneziano, se ben volete potete acquistarli. Vi ricordo anche il gruppo Telegram, tutti i link sono sotto qui in descrizione. Bene, partiamo un po' con questa tematica che mi coinvolge perché capisco che c'è mancanza di conoscenza, capisco che i social hanno indebolito un po' la figura dell'esoterismo serio e hanno un po' attivato un esoterismo cialtronesco da, come si dice, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, settima dimensione, Arcangelo Gabriele e tutte quelle cose che più ne ha più ne mette, no? Mandami luce colorata, leggi di attrazione, quelle cose un po' da New Age che hanno fatto e lasciano il tempo che trovano, no? Però ci sono delle volte che anch'io resto basito. Vi voglio raccontare due o tre casi che mi sono successi nel corso della mia esperienza, sui social chiaramente. Un giorno mi contatta uno che faceva il pranoterapeuta, qualcosa del genere, no? Perché avevo visto una mia pillola, no? A un certo punto mi chiede che voleva diventare invisibile, perché dice io non voglio vedere alcuni miei clienti, roba del genere. Allora io gli dico prima di tutto che al telefono già la cosa non si può fare, ci vuole un consulto 20 euro, 45 minuti. Ma proprio per spiegargli certe dinamiche, certe cose qua. Mm. E non si è più visto, cioè questo qui fa il psicoterapeuta, telefona a uno perché ha visto una pillola e gli chiede tranquillamente voglio diventare invisibile, no? Mm. Che tra l'altro è una cosa gravissima, perché se non si gestisce bene si rischia che poi qualcuno, quando uno è invisibile, venga tirato sotto dalle strisce pedonali. Ci sono gruppi misterici che fanno diventare invisibili gli altri, così la prima strisciata pedonale che uno fa viene tirato sotto perché non è visto. No? Però questo è stato un caso che io volevo spiegargli queste cose qua. No? Poi c'è stato altri casi, ma questo è emblematico. Mi chiama un signore, mi fa un vocale, no? Di praticamente 2 minuti in cui mi racconta tutte le sfortune della sua vita, che ha un figlio con una signora che praticamente non è più sua compagna, che lui l'ha perdonata, di qua, di là, a destra e a sinistra, no? Chiede, guarda, se puoi, aiutami, no? E magari dice, poi ti posso fare una donazione, no? Cioè mi fai tornare la mia compagna. Allora, 2 minuti per dirmi, prima di tutto che non vuole pagare, secondo cosa che il mio tempo non vale come il suo, perché lui a lavorare viene pagato e il marietto non dovrebbe essere pagato, solamente una mancia. E il terzo vuole che il marietto gli risolva un problema che lui non ci è riuscito in 20 anni di vita, o 30 o 40, quello che poi. Allora, capite anche voi che gli scambi di energia devono essere equipollenti. Se uno vuole una prestazione deve risolvere il problema con un altro peso di energia equivalente, che in questo caso qua è money. No? Ma perché questo? Perché per fare delle operazioni importanti, no? Di un certo spessore, di una certa qualità animica, di una certa potenza, e vi ricordo sempre che le operazioni minimo sono 9 mesi,
quando vi vengono a raccontare che convertono il vino in acqua e camminano sull'acqua o risuscitano i morti, se ci credete, bene, beati voi, però capite che comunque questa persona qui praticamente mi dice praticamente se il messaggio era se riesci a risolvere il mio problema, no? Magari ti darò una mancetta. Cioè il succo era questo qua. Allora, capite che queste persone qua vedono i video ma non hanno ben capito che fare certe ritualistiche, certe, come si dice, operazioni di un certo spessore, di un certo respiro, certe operazioni magiche, corpose, richiede un sacco di energia fisica ed è come andare a scavare dentro la miniera. Proprio. Cioè, quella cosa che prendo la luce del cosmo, te la ribatto a te, modello Reiki da New Age, quelle cose lì lasciano il tempo che trovano. Infatti, quanti Master Reiki mi hanno contattato in depressione? Questo lasciamo stare perché quello dico, quello nego. Il marito queste cose non le vuole dire. Però voglio dirvi, il mondo è vero che è bello perché insomma è un po' claudicante, però vedo tante persone che non si rendono conto che il Marietto o il De Garda non hanno tempo da perdere con questi mendicanti da... E ne avrei una sfilza di racconti di gente che mi racconta tutta la sua sfilza di problematiche quando gli dico guarda, un consulto privato per vedere, analizzare in modo serio, sono poi 20 euro 45 minuti, non si fanno più vedere oppure saettano. Capite anche voi che queste persone qui non riusciranno mai a risolvere queste problematiche se iniziano già col piede sbagliato. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.